Signor Sindaco, il territorio di San Pietro di Feletto adesso è entrato a far parte dell'area di competenza del Commissariato di Polizia di Stato di Conegliano. Sì. Da quanto tempo, insomma, ci state dietro a questa richiesta e come comune come la cogliete? Beh, allora, ovviamente la accogliamo favorevolmente. Dico subito che ringrazio i colleghi sindaci del Comune di Tarzo e del Comune di Revine Lago, con i quali assieme avevamo fatto la richiesta allora al prefetto di estensione territoriale di competenza del commissariato sia su San Pietro che su Tarzo e Revine. Il questore ha deciso in questo momento di estendere la territorialità al nostro comune e mi auguro che, anche visto il progresso, cioè la domanda che abbiamo fatto insieme, ripeto, a Tarzo e a Revine, prossimamente possa essere estesa anche loro la competenza territoriale del commissariato di Conegliano. Siamo contenti, sì, perché a dire la verità il commissariato era sempre presente nel momento in cui ci fossero delle necessità specifiche. Però adesso obiettivamente avremo più auto nel territorio, più uomini nel territorio e tra l'altro il commissariato fornirà anche dei servizi accessori non secondari in questi periodi, ad esempio come quello la possibilità di fare direttamente in commissariato conegliano il passaporto, per cui si riescono ad abbreviare i tempi, insomma dei servizi che sicuramente per la cittadinanza di San Pietro di Feletto sono vantaggiosi. Nel territorio quali sono le criticità più frequenti sì, che avete rilevato? Ma allora, come si diceva prima quando abbiamo parlato con il questore, noi abbiamo le criticità che sono comuni a tutti, a tutti i territori. Ovviamente il periodo in cui ci sono i furti, periodo autunnale, prima di Natale, là avremo bisogno ovviamente di una presenza costante delle forze di polizia. Ho sollecitato anche i controlli sulle strade, perché purtroppo anche le nostre strade stanno diventando degli autodromi e questo non è possibile, perché vuol dire che per poche persone che stupidamente corrono ad alta velocità mettono in pericolo tanti cittadini che magari stanno facendo solo una passeggiata o comunque preferiscono il nostro territorio da un punto di vista della passeggiata quotidiana. Queste sono un po' le criticità. Io credo che però già il fatto di avere la presenza nel territorio da parte della Polizia di Stato, oltre a quella dei Carabinieri di Vigili, insomma, dia un senso di sicurezza, e questo lo spero, un senso di sicurezza ai cittadini che sanno che possono contare su qualcuno che, se serve, gli dà una mano.